Dichiaro aperta la 161esima seduta straordinaria del Consiglio regionale, convocata alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri per celebrare la ricorrenza del cinquantennale del terremoto del 1976 e l'opera di ricostruzione del Friuli. Sono trascorsi 50 anni dal terremoto del 1976, dall'Orcolat. Mezzo secolo che non ha cancellato il dolore, ma lo ha trasformato in consapevolezza, responsabilità e forza collettiva. È difficile, ancora oggi, separare il ricordo della tragedia da quello della straordinaria capacità di riscatto che il popolo friulano seppe dimostrare. Quel Friuli si trovò improvvisamente in ginocchio, tra macerie, lutti e disperazione. Ma proprio in quel momento così drammatico prese forma qualcosa di altrettanto potente. Una volontà condivisa di rinascita, una determinazione che seppe trasformare la distruzione in ricostruzione. E penso a maggior ragione alla Protezione Civile italiana, che proprio grazie a quell'esperienza si è strutturata fino a diventare un punto di riferimento imprescindibile nella gestione delle emergenze. Proprio per questo cresce il nostro dovere: custodire, tramandare e rendere attuale quella memoria alle nuove generazioni. L'eco dell'Orcolat superò rapidamente i confini del Friuli e dell'Italia, dando vita a una straordinaria ondata di solidarietà che coinvolse l'intera comunità nazionale e internazionale. Per suo tramite, signor Presidente della Repubblica, desideriamo rinnovare la più profonda gratitudine del popolo friulano verso lo Stato e tutti coloro che si distinsero negli aiuti,